Buongiorno a tutti. Oggi è il 5 di aprile e vi voglio dare un aggiornamento periodico. Sono passate 2 settimane dall'ultimo e nell'ultimo, notiziario in cui avevo parlato, vi avevo accennato a delle domande che avevo fatto ai vari comuni, come ad esempio l'ho fatta a Basiliano per visitare la Severino Lesa. Purtroppo non ho ricevuto risposte in questi giorni. Sapete comunque che per quanto le riceva sono quasi sempre o negative o interlocutorie, tipo non è nostra la caserma, oppure se è loro sicuramente non mi daranno il permesso. Però io comunque sapete che provo tutte le vie legali per entrare dove non riesco a entrare con i miei mezzi, cioè intendo con le mie gambe, nel senso che io sapete non scavalco, non faccio cose illegali, o meglio entro in proprietà private, ma entro perché non sono ben custodito dal proprietario. C'è una legge che dice che se tu hai una proprietà privata la devi anche recintare. Fermo restando che, come sapete, io entro, faccio un filmato ed esco, quindi rispetto a drogati, teppisti, gente che va dentro per spaccare tutto, la mia attività è molto marginale, o meglio, documento quello che vedo e lo documento per farlo vedere a tutti. Ecco, io volevo ringraziare tutti perché nell'ultimo video che ho fatto ieri alla Ferruccio Dardi di Trieste avevo accennato a un paio di persone che mi contestavano. L'avevo fatto per riempire i tempi morti, io non sono preoccupato di 2 persone che mi contestano quando ne ho indicativamente 1000, 2000 persone che mi seguono. Avere 2 persone che mi contestano ci sta. Ve lo volevo dire per riempire, appunto, ripeto, i tempi morti. Non sono 2 persone che mi scoraggiano e mi fanno smettere la mia attività, che tutti voi appoggiate in maniera veramente calorosa, perché dopo aver ascoltato quello che ho detto nel video della Ferruccio Dardi, molti di voi mi hanno scritto sotto il video, oppure anche privatamente, per darmi il proprio sostegno. E niente, ieri avete visto, credo, il video che ho fatto a Fagagna, e a Fagagna ho avuto una bella botta di adrenalina perché ho rischiato di cadere giù dal ponte che porta al forte in uscita. Ha ceduto una delle tavole di legno e io stavo cadendo nel vuoto. Per fortuna, nonostante non sia allenato, perché sono stato fermo mesi per l'operazione che ho avuto, per fortuna la mia muscolatura mi ha consentito di aggrapparmi con un solo braccio e tenendo ferma la gamba destra su quello che restava del ponte, mentre quella sinistra è andata giù nel vuoto, e nella mano sinistra avevo la mia apparecchiatura che insomma non è proprio economicissima, e per fortuna non l'ho mollata, perché se la mollavo faceva un volo di 5 metri e se io ci cadevo sopra restavamo lì tutti e due, l'apparecchiatura e io. Comunque, vi ripeto, è andato tutto bene, rischi del mestiere, la prossima volta starò più attento, forse prenderò anche un caschetto da mettermi, non si sa mai, adesso vediamo, sono in continua evoluzione. Però bando alle chiacchiere, vi do gli aggiornamenti. Ieri ho fatto 5 video, avete visto, o potrete vedere quello della calamita. Ho comprato un potentissimo magnete al neodimio da 75 kg di potenza e ho provato nel fossato del forte di Precenicco a pescare qualcosa, bossoli, oggetti. Purtroppo mi è andata male. Ho fatto questo video anche dimostrativo delle potenzialità del gimbal, che è l'attrezzatura che io uso. Praticamente io non ero in compagnia con uno che mi filmava. Io ho montato su un treppiede da macchina fotografica normale la mia apparecchiatura, e con una speciale funzione filma e segui, lei praticamente segue il soggetto, quindi io lanciavo e la telecamera si muoveva con me. Niente, comunque è andata male, però nei prossimi giorni farò delle uscite con un mio amico che ha visto questo video, è andato via di testa, ha detto anch'io voglio il magnete, e andremo a provarlo nei forti qui a Venezia, Forte Marghera, Forte Gazzera, faremo degli esperimenti. Non farò video anche perché i luoghi sono abbastanza trafficati, quindi verrebbero fuori un po' confusionari, però magari nella prossima o nelle prossime aggiornamenti che vi darò, così, questi piccoli notiziari, vi dirò se sono riuscito a pescare qualcosa, perché alla fine teoricamente con quel magnete si tira su di tutto. Cioè, puoi tirare su cellulari, monete, bossoli, c'è chi ha tirato su pistole e fucili in Olanda quando puliscono i canali ad Amsterdam. Ho visto dei video di gente che lo fa professionalmente, perché poi rivende quello che trova. Non è niente intenzione di rivendere, non penso che troverò quantità tali da poter rivendere, però se trovassi qualche bossolo o qualcosa me lo terrei. Se trovassi una pistola o un fucile, ovviamente andrei dai carabinieri.
ovvio. Allora, come visite, allora, in questo momento io ho completamente finito caserme, basi militari in zona Udine Sud, cioè verso il mare. Lì ho finito tutto con la giornata di ieri. Ieri ho fatto ben 5 video, 3 forti della prima guerra mondiale, la Ferruccio Dardi e questa video col Magnete. Mi manca Udine Nord. Udine Nord ho 1 o 2 giornate ancora da fare lì. Ugovizza, Tarvisio, Forni da Voltri. Ho alcuni luoghi da visitare lì, una decina. Quindi se dovessi riuscire a entrare in tutti sarebbero 2 giornate piene da fare lì. Le farò più avanti perché è tanta strada, per arrivare lì devo fare almeno 220 chilometri e una giornata lì mi porta via 600 chilometri, quindi non posso partire neanche alle 5 di mattina come ho fatto ieri per poi tornare alle 2 del pomeriggio perché ho i figli che rientrano da scuola. Ecco, ho queste 2 visite da fare a Udine Nord, le farò più avanti. Poi volevo andare a Trieste a visitare il Museo Hernandez, dove ci sono tutti i carri armati e mezzi della prima e seconda guerra mondiale. Volevo andarci ieri, ma non ce l'ho fatta perché sono entrato in quasi tutti i posti che ho fatto. E prossimamente ho in programma delle visite in provincia di Vicenza, Verona con delle polveriere e Montichiari con delle location NATO, area lancio, bunker sotterranei, depositi munizioni. E lì porterò via il Magnete perché sui depositi munizioni sono profondi 7 metri. Ci sono degli ascensori che ovviamente non funzionano. Quindi la mia idea è, visto che ho il Magnete, caliamo giù da questi 7 metri il Magnete e vediamo cosa viene su, sperando che non venga su una bomba. Ecco, comunque io attendo calorosamente dei vostri consigli, perché voi vedete tutte le basi, le caserme, le visite che ho fatto dal mio video, sono ormai quasi 80, 90, forse anche 100 luoghi dove sono stato. Però in molti non sono entrato e non sono potuto entrare. Se qualcuno di voi conosce chi può farmi avere il permesso per far entrare in certi caserme che sono, non dico attive, perché se sono attive devi conoscere un generale, un pezzo grosso, ma delle caserme completamente recintate come la Severino Lesa, ad esempio, nella quale non si può entrare, però mi piacerebbe visitarla, e ce ne sono altre che sono completamente sigillate e dove io non ho potuto entrare, come la Vittorio Emanuele III di Trieste, ve ne ho già parlato, ma quella la vedo molto dura. Comunque io attendo i vostri consigli, se avete qualche altra dritta di qualche altra base, caserma, forte, polveriera, poligono. Avete visto per esempio il video che ho fatto l'altro giorno a Cellina Meduna? Ho rischiato, dicono, la denuncia perché non potevo filmare esercitazioni militari in zona militare, perché quello è un poligono, anche se non c'è un muro, è un poligono. Comunque sembra che qualcuno abbia messo una buona parola e l'ho scappata. Ecco, magari la prossima volta starò più attento. Comunque io non voglio dilungarmi oltre perché sto andando oltre la media. Ci aggiorniamo come sempre fra 2 o 3 settimane a seconda di quello che riuscirò a fare. Le ferie sono finite, come avevo già comunicato tempo fa. Da questa settimana ritorno a lavorare come le persone normali e quindi riuscirò sempre a fare un'uscita settimanale se il tempo regge e se non ho impegni familiari, però sì. Ecco, datemi qualche idea, come Precenico sono stato perché qualche giorno fa qualcuno mi ha detto che c'era questa polveriera. Io ho scoperto che poi era una polveriera e forte. Quindi datemi delle idee e io indagherò se sono fattibili, e se sono fattibili, avete visto, nel giro di 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, 5 giorni io vado nei luoghi che voi mi indicate. È una curiosità per voi, perché magari vederli filmati da me, è una curiosità per me visitarli, perché a me l'adrenalina me la dà entrare nel posto. Anche ieri rischiare di cadere, di farmi veramente tanto male, mi ha dato adrenalina. Certo devo stare attento, è ovvio, però è quello il bello, il divertimento. Vi saluto. Grazie a tutti, siete fantastici, devo dirlo, siete fantastici perché mi seguite, mi sostenete e non me lo aspettavo quando ho iniziato questo percorso. Buona giornata a tutti.